Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di venerdì 7 gennaio. Coronavirus, record di nuovi positivi in provincia di Belluno. 574 quelli rilevati nella giornata di mercoledì dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsuno Dolomiti. Oltre 3.700 gli attualmente contagiati. Sul fronte dei ricoveri sono 31 i pazienti in cura negli ospedali del territorio, 25 in area non critica, 6 in terapia intensiva. Restano ancora quasi 34.000 i non vaccinati nel Bellunese, pari al 17,5% della popolazione. E sempre in tema di emergenza Covid, ieri, vista l'elevata richiesta di test, l'azienda sanitaria bellunese si è vista costretta a richiamare dal giorno di riposo alcuni professionisti per poter attivare il punto tampone a San Gervasio. In ragione delle difficoltà organizzative provocate da un lato dalla necessità di tamponi per i sintomatici, dall'altro dalle richieste di Green Pass dei non vaccinati, l'ULSS ha deciso di modificare il sistema di accesso ai test. Da lunedì anche chi è in possesso di prescrizione medica dovrà prenotare il proprio turno online. Sarà ridotta inoltre l'offerta tamponi per l'ottenimento della certificazione verde, così da liberare risorse per quelli diagnostici. E a causa del Covid sono dovuti rientrare dalla Finlandia, dove si sarebbero dovuti svolgere i campionati del mondo maschili juniores di curling, gli atleti della nazionale italiana, tra i quali 2 ampezzani. La competizione è stata annullata ieri proprio per alcuni contagi riscontrati fra giocatori e staff di alcune squadre. Già annunciato anche l'annullamento delle gare femminili in calendario la prossima settimana, a cui dovranno quindi rinunciare le 5 ragazze di Cortina che compongono la selezione azzurra. Cambiamo argomento. È in gravi condizioni un 26enne di Lamon che ieri ha perso il controllo della propria moto finendo contro un muro. L'incidente è avvenuto alle 16:20 in via Resenterra. Sul posto i sanitari del SUEM con un'ambulanza e l'elicottero. Intubato e stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato ad urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. È mancato all'età di 75 anni Lidio Barpo, originario di Sospirolo e residente a Santa Giustina. La morte è avvenuta mercoledì sera dopo che l'uomo era uscito da un concerto di fisarmonica proprio a Santa Giustina. Il 75enne, colpito da un infarto, è stato trovato a terra dalle altre persone che avevano partecipato all'evento. Sul posto sono giunti i soccorritori che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Barp, geometra, per 30 anni aveva fatto parte del coro minimo bellunese di cui era stato presidente. Gara di sci senza chiedere l'autorizzazione, raffica di multi a Campolongo in comune di Livinallongo. L'episodio si è verificato ieri. Le sanzioni sono state elevate ai possessori delle auto parcheggiate lungo la strada in divieto di sosta. Dopo la segnalazione dell'impraticabilità del tratto giunta da alcuni automobilisti, sul posto sono arrivati i vigili e i carabinieri che hanno provveduto a far scattare le contravvenzioni. Nessuno ha chiesto l'autorizzazione, il commento del sindaco Leandro Grones. Noi non ne sapevamo nulla, altrimenti avremmo aiutato, le sue parole sulla vicenda. La competizione era in gestione allo Sci Club di Arabba. Passiamo allo sport calcio, il Longarone Alpina in semifinale di Coppa Veneto di prima categoria. Il passaggio è arrivato grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta ieri nella sfida contro il Brendola. Decisive le reti siglate da Garcia, Vaffo e Schiocchet, quest'ultima su calcio di rigore. La formazione allenata da Sandro Tormen ora attende il sorteggio per il prossimo turno che si disputerà a doppia sfida andata e ritorno. L'avversaria sarà una tra Due Ville, Paese e Bibbione. Infine la pallavolo, rinviata la partita di Serie B2 femminile tra Belluno e Villa di Essi in programma per domani. La decisione a seguito di alcune positività al Covid riscontrate all'interno del gruppo squadra friulano. A inizio settimana e per gli stessi motivi era stata annullata anche la sfida di A3 maschile tra Darol Logistic Belluno e Abba Pineto. La FIPA Veneta intanto fa un passo indietro rispetto alla decisione assunta nei giorni scorsi di far proseguire i campionati di Serie C e D. È attesa per oggi infatti l'ufficializzazione dello stop ai tornei fino al 23 gennaio. È tutto con l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio ABM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato
Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.